Buongiorno amici, bentrovati. Oggi è la giornata nazionale delle periferie. È stata istituita dal Parlamento per mantenere alta l'attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza in certe aree, ma anche per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale di certi nostri quartieri. E oggi parleremo noi di fatti concreti, di progetti concreti che riguardano il quartiere Librino di Catania. Vi presento subito l'ospite, è Daniele Casella, che è il presidente della cooperativa Controvento. Già il termine è veramente molto bello, significa andare veramente contro il vento, la corrente che di solito spira in certi luoghi e cercare veramente di migliorarli. Perfino il Presidente della Repubblica Mattarella oggi è intervenuto sulle periferie per sollecitare non solo le istituzioni ma anche per come dire, elogiare anche il lavoro preziosissimo che fanno molti volontari, molte cooperative, molto onlus in certe zone di periferia dove promuovono proprio la creatività, lo sviluppo e insomma. Oggi parliamo invece di un progetto che è stato chiamato Periferie Inclusive, volendo si può. Quindi tutto, come dire, affermativo e tutto positivo. In cosa consiste questo progetto che, lo ricordiamo, riguarda soprattutto i giovani del quartiere di Librino, in particolar modo persone con disabilità, ma sono tanti i progetti che la cooperativa Controvento ha messo in campo, assieme anche a Taritacum, sappiamo quante sono le forze in campo nel quartiere di Librino e quindi invece nello specifico Periferie Inclusive volendo si può, in cosa consiste? Il progetto nasce da un'iniziativa ministeriale, infatti Catania è stata selezionata con altre province d'Italia per portare avanti i progetti per ragazzi con disabilità in modo tale da favorire la possibilità ai ragazzi di avere un centro, un luogo fisico dove poter realizzare delle attività che molte volte quando si pensa ai ragazzi con disabilità si chiudono ad attività di laboratorio, ma con questo progetto si è voluto pensare ai ragazzi dai 16 ai 25 anni, quindi ai giovani adulti, con attività che sono volte sia all'incremento dell'autonomia personale e sociale e anche con uno sguardo all'inserimento lavorativo. E questo è bellissimo, quindi non solo renderli più autonomi ma anche capaci di effettuare un lavoro, questo è bellissimo. Sì, quando mi è piaciuta la tua intro che ha ripreso anche la parola sostenibilità, molte volte i progetti, come dice la parola stessa, hanno un inizio e una fine. Con questo progetto e soprattutto con i progetti che incrementano le autonomie volte all'inserimento lavorativo si vuole lavorare per una sostenibilità futura in modo tale che i ragazzi diventano protagonisti del proprio tempo, protagonisti anche delle proprie attività, in modo tale da permettimi il termine, fuoriuscire da quello che è il circuito o riabilitativo o anche di sostegno, in modo tale da pensare effettivamente a una vita autonoma. E già qui stiamo vedendo alcune delle vostre attività, stiamo vedendo alcuni giovani che voi seguiti, ma nel dettaglio so che il progetto si divide in 3 macro aree, quindi 3 aree di intervento. Al contempo vorrei ricordare ai nostri telespettatori che c'è un numero di telefono, il 342 7455 005, che potete utilizzare se durante la nostra chiacchierata con Daniele avete dei dubbi o delle informazioni maggiori, ecco, mandate un messaggino a questo numero di telefono. Dunque, dicevamo 3 grandi aree sulle quali voi vi muoverete. Da un'analisi del contesto, sia diciamo a livello della città di Catania che con un focus sulla sesta municipalità, abbiamo visto che le attività principali per i ragazzi dovevano discostarsi un pochettino delle attività classiche riabilitative, ma come... Interrompo perché appunto stiamo vedendo una delle attività, come dire, imparare, state insegnando a fare la pizza, per cui potrebbero utilizzare
poi essere assunti in una pizzeria. Diciamo l'immagine cade al pennello perché per esempio l'attività di cucina ha una duplice valenza per noi, sia una valenza per quanto riguarda la vita indipendente, quindi l'autonomia personale, il poter rientrare a casa prima dei genitori e poter avere la possibilità di fare un panino, riscaldare una pietanza o addirittura cucinare, e sia poter introdursi al mondo dell'inserimento lavorativo, quindi avere dimestichezza col forno, con i fornelli, con tutte le attrezzature necessarie per la cucina, perché molte volte noi guardiamo al ragazzo con disabilità o alla persona con disabilità come una persona che va accompagnata perennemente, ma togliere via via questo sussidio, questo supporto piano piano, ovviamente con le giuste tempistiche, il giusto supporto, fa in modo che il ragazzo o la ragazza acquisisca più consapevolezza di se stesso e si possa lavorare appunto su anche un'autodeterminazione nelle scelte, nella propria vita. Quindi l'attività di cucina sempre più sicuri, più coscienti e consapevoli di quello che loro possano fare, quindi non trattarli come persone che tante cose non le sanno fare perché magari nessuno gliele ha insegnate o non le possono fare. Oltretutto tu associ anche come tu dire, i tuoi studi di psicologia, quindi riesci anche in questo settore a dare una mano. Quindi, questo è un primo progetto. Sì, quindi la prima macro area sono tutte le attività laboratoriali. Prima è passata anche un'immagine che inquadrava i soldi. Noi per esempio lavoriamo moltissimo con la matematica applicata all'uso del denaro, sia per appunto permettere ai ragazzi una libertà anche di poter andare a comprare un gelato o qualsiasi cosa al supermercato. Stiamo vedendo la esatto. Esatto, quindi noi abbiamo diciamo, applicato la matematica all'uso del denaro in modo tale che i ragazzi possano acquisire dimestichezza nell'uso del denaro, perché sappiamo molte volte, a chi non capita certe volte, di trovarsi al supermercato e non sapere quanto resto ci devono tornare, quindi insegnare quelle piccole strategie, infatti c'è anche la divisione tra euro e centesimi, ma anche sapere il valore. Un pacco di farina quanto vale, quanto posso acquistare con 10 euro o con 20 euro. Quindi tutta questa parte laboratoriale, poi una parte di inserimento lavorativo. La parte dell'inserimento lavorativo l'abbiamo pensata sia con dei tirocini di 12 mesi presso aziende, quindi nel libero mercato, ma sempre su un'ottica di sostenibilità. Abbiamo detto perché non proviamo con i ragazzi a sperimentare quella che è la creazione di una cooperativa di tipo B, ovvero una cooperativa che non eroga servizi ma si immette nel mondo del lavoro. Questo è un mio sogno da tanti anni, quindi ho detto perché non sperimentarci in questa occasione, quindi perché non immettersi con i ragazzi che lavorano in modo tale da poter offrire a più ragazzi, perché nel libero mercato sappiamo che ci sono delle caratteristiche molto rigide, che a prescindere c'è una questione di sicurezza, ci sono anche creare una vera e propria azienda, diciamo, quindi con tutti i requisiti e quindi necessari. la parte dell'inserimento lavorativo, oltre ai tirocini, prevede un percorso di formazione per la creazione di una cooperativa di tipo B, quindi che significa cooperativa, che cosa fa una cooperativa, quali sono gli obblighi, quali sono i diritti anche dei soci, e quindi questa macro area diciamo, dell'inserimento lavorativo è l'ultima, al quale anche diciamo, è ultima, ma ci teniamo anche a questa parte, è la mappatura del territorio. Stiamo lavorando, il nome è stato scelto diciamo, da un tavolo di lavoro col Comune di Catania che appunto vede la creazione di questa mappa della sesta municipalità e del quartiere di Librino per poter mappare tutti i servizi, tutte le attività e anche un po' i bisogni di quelli che sono il territorio, perché ci siamo... Certo, perché se si vive un quartiere è bene conoscere quali sono le esigenze, cosa serve in quel quartiere. Esatto. Stanno arrivando alcune domande, qualcuno ci chiede, evidentemente sta trovando interessante questo nostro discorso e soprattutto questa vostra attività nel quartiere di Librino di Catania, se siete presenti anche nell'Agrigentino. No. Siamo presenti a Enna, quindi nel territorio di Enna, e Catania diciamo è provincia, d'Agrigento no. E vabbè.
Questo potrebbe essere anche un'idea, perché evidentemente Piano anche piano, nell'Agrigentino c'è bisogno. Il figlio di una mia amica avrebbe bisogno di una cooperativa come la vostra, dice questa signora. E quindi però niente, Agrigento per il momento voi non ci siete. Quindi no, magari qualcuno può prendere spunto da noi certo, e portare anche stiamo lanciando, come si suol dire, delle idee, per cui perché no? Sì. Ci saranno anche delle persone che hanno questa sensibilità al sociale, per cui possono, perché sulla scia di Controvento, realizzare dei progetti così, che sono così importanti, perché creare benessere, si crea benessere per tutti, non solo per le persone che voi giustamente impegnate, cercate di rendere autonome, ma si crea una forma anche di ricchezza nella famiglia, nel quartiere, nella società in cui si vive, non si è dei parassiti o delle persone fra virgolette solo da assistere con esatto. dei sussidi del comune eccetera, invece dei ragazzi che vengono come dire aiutati ad essere delle persone di valore, quindi anche nel mondo del lavoro, di valore nel mondo del lavoro, è importantissimo. Sì. È importantissimo. Il progetto infatti prevede diciamo, queste 3 macro aree che vengono portate avanti non solo dalla cooperativa Controvento, che è capofila di un ATS, ma vede l'impiego di Eris Formazione, che è molto attiva su Catania e provincia e anche altri territori della Sicilia, che proprio si occupa di formazione e inserimento quindi può nel darsi mondo. Che Eris sia ad Agrigento? Sì, non lo so. è possibile. Eris potrebbe essere, Sì. Chiedo scusa ai colleghi, ma non conosco la loro mappatura, ma se si collega nel sito dell'Eris si può vedere. Certo. Con l'associazione Italitacum, che è molto attiva nel territorio di Librino, con moltissime attività. Noi siamo felicissimi di essere in partnership con loro, perché ci contaminiamo a vicenda e questo penso che sia sempre positivo. La cooperativa Solidarietà che Passione, la cooperativa I Girasoli, che si occupano anche di favorire con i mezzi di trasporto, quindi con tutta la parte di trasporto, i collegamenti a Librino e diciamo per il centro città. Anche se noi questo aspetto vorrei capirlo meglio, sì, quindi sì. Questi trasporti in che senso vi occupate di questo? Noi una piccola parte del progetto è volta anche ad alleggerire le famiglie per quelle che sono le commissioni che i ragazzi devono svolgere. Quindi su richiesta si può prenotare questo servizio di trasporto, e anche per il collegamento per i futuri inserimenti lavorativi, perché ci rendiamo conto che molti posti di lavoro, magari grosse aziende, sono dislocate nel territorio e quindi non c'è sempre il mezzo di trasporto pubblico. Quindi questo è bellissimo. Se i giovani, questi giovani che aderiranno a questo progetto, che stanno già aderendo, devono spostarsi perché devono fare il tirocinio in un'azienda X, non tutte ovviamente, anzi per fortuna non tutte le aziende sono a Librino, ma sono dislocate nelle varie parti della città, ecco, possono raggiungerle con dei mezzi che sono messi a disposizione da queste cooperative. Che mette a disposizione la cooperativa, quindi non è necessario che la famiglia accompagni il ragazzo, il giovane, o che il giovane debba inventarsi lui un modo per raggiungere il posto di lavoro, diciamo, del tirocinio. Sì. Noi incentiviamo sempre l'utilizzo dei mezzi di trasporto, perché sempre in un'ottica di sostenibilità e di anche portare avanti il progetto, poter conoscere il territorio e potersi spostare sicuramente dà quel valore aggiunto, anche se conosciamo alcune criticità. Allora, questo nostro discorso sta interessando diverse persone. C'è Martina, credo si chiami così, che dice: bellissima iniziativa e bellissima realtà, come possiamo sostenervi? Allora, i modi di sostenerci sono tantissimi. Se si ha un'azienda, per noi è già anche un modo di sostenerci permetterci di fare anche una visita guidata all'interno delle aziende, perché come dicevo prima, molte volte i ragazzi non si sono mai approcciati al mondo del lavoro, quindi non sanno come è costituita un'azienda, chi è il direttore, chi è il collega, cos'è un badge, quindi tutte quelle attività che fanno parte dell'attività lavorativa, quindi anche semplicemente una gita, come noi le chiamiamo, conoscitiva è importante. Un altro livello potrebbe essere poter ospitare i ragazzi per un inserimento lavorativo. Gli inserimenti lavorativi
lavorativi diciamo, sono totalmente gratuiti per l'azienda, perché abbiamo a disposizione delle borse lavoro che permettono di coprire i 12 mesi per l'inserimento lavorativo, oppure avere in base alla tipologia di attività che si vuole, diciamo, sostenere, anche se si ha un'associazione, poterci dare la possibilità di fare delle attività insieme, quindi attività esterne o attività di volontariato. Ah, quindi non chiedete soldi? Non chiediamo per soldi, prima... solo per il 5 per 1000, però non posso fare pubblicità occulta. No, il 5 per 1000 lo sappiamo che sì, vuole, 5. può sostenere, Sì. Quindi è bellissima, è una cooperativa che non chiede soldi alle persone, ma stiamo dicendo, se siete titolari di un'attività lavorativa, di un'azienda, potete fare diverse cose. Sì. Uno, consentire una visita guidata all'interno della vostra azienda in maniera tale che i ragazzi capiscano cosa accade nel mondo del lavoro, le diverse figure professionali, no? Chi fa l'operaio, chi sta all'ufficio, c'è il direttore del personale, insomma i vari settori che possono esserci in un'azienda. Oppure consentire l'ingresso di uno dei vostri ragazzi che si sono già formati e quindi permettere loro di lavorare all'interno di questa azienda, e addirittura non costerebbe nulla, perché voi per il primo anno finanziereste tutto. E questo è importante, perché se poi il giovane si inserisce bene, per il primo anno non costa nulla, ma poi è chiaro che può essere confermato, perché nel momento in cui è formato, ha fatto esperienze di un anno, il titolare è soddisfatto del lavoro che viene svolto, non c'è motivo di poi licenziarlo. Ricordo che con la legge 68 del 99 le aziende... Ci sono anche delle agevolazioni. Sì, ci sono delle agevolazioni per i datori di lavoro, quindi anche degli primo obblighi. Anno gratis, e poi se viene assunto con le agevolazioni previste, insomma veramente un grandissimo e bellissimo progetto. Noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo, se volete fare altre domande utilizzate il 342 74 55 005 con un messaggio e cercheremo di soddisfare le vostre domande, curiosità. A tra poco. Oggi è la giornata nazionale delle periferie urbane. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha utilizzato tante parole per accendere i riflettori su certe aree del nostro Paese. Da un lato ha detto non sono luoghi a volte, ma sono posti solo di disuguaglianze, ma d'altro canto invece ha anche elogiato il lavoro di tanti che invece immettono creatività e possibilità di sviluppo. Oggi stiamo parlando del quartiere di Librino di Catania e abbiamo con noi il presidente della cooperativa Controvento, Daniele Casella, che ci sta parlando di un progetto molto interessante che si chiama Periferie Inclusive, volendo si può. È dedicato ai giovani con disabilità che vengono immessi però con diversi laboratori anche nel mondo del lavoro, vengono aiutati ad essere quanto mai autonomi, sempre più autosufficienti, e anche in maniera tale che possano prendere consapevolezza e anche fiducia nelle loro capacità, che non sono per niente da scartare, perché appunto disabilità non significa non essere capace di non fare nulla, però Controvento ha anche altri progetti, sempre nel quartiere di Librino o anche in altri quartieri? No, e anche in altri quartieri e anche, diciamo, in tutta Catania provincia, e copriamo già da un paio di anni anche la provincia di Enna, con attività a volte sia ai minori, quindi attività che favoriscono il sostegno alla genitorialità per minori che diciamo, si trovano o famiglie che si trovano in un momento di bisogno, quindi hanno bisogno di un percorso di accompagnamento al riavvicinamento e alla conoscenza delle funzioni genitoriali. Cosa significa la conoscenza delle funzioni genitoriali? Spieghiamo meglio. Spieghiamo meglio, è giusto. Magari con un esempio concreto. Sì, molte volte ci sono delle famiglie che hanno delle difficoltà, stanno attraversando un periodo di difficoltà economica o economico, anche di rapporti dei genitori, o tra genitori e figli, tra il rapporto con i genitori, o uno dei genitori ha una misura restrittiva legata a un procedimento penale, quindi delle situazioni di fragilità in cui a fare le spese molte volte sono i minori.
Sono quindi i figli, sì. Quindi poter offrire sia ai figli, quindi ai ragazzi o alle ragazze, un momento di svago, parallelamente un supporto ai genitori per comprendere quali sono quelle funzioni base per un genitore da dover mantenere per favorire la crescita del figlio. È un lavoro importantissimo che fa un'equipe di psicologi ed educatori, con la segnalazione dei servizi sociali, che dà appunto questa segnalazione che la cooperativa prende in carico e accompagna la famiglia per un periodo definito con gli assistenti sociali per favorire sempre il benessere dei minori. Quindi l'obiettivo è proprio i ragazzi, Sì, che sono l'elemento sempre più delicato e più fragile di una famiglia, che sta vivendo delle situazioni poco di disequilibrio, chiamiamo così. Questo sul territorio di Enna, che copre anche uno dei nostri centri, che è il comune di Centuripe, dove abbiamo anche attività di centro aggregativo con i ragazzi. A Centuripe si fa molte attività di conoscenza del territorio per il recupero di tutte quelle che erano le tradizioni del passato e anche la conoscenza del paese. Via via che si intraprendono questi percorsi ci si rende conto che molte tradizioni e molte conoscenze dei paesi o anche delle città vengono perse, perché si perde quel filo di ricordo, anche non viene più tramandato dai nonni e ai genitori, quindi poter riscoprire anche la bellezza di alcuni giochi antichi, alcune tradizioni sia culinarie ma anche proprio tradizioni del paese, come dei giochi o anche delle sfide che si fanno in paese, è molto bello, perché i ragazzi ritornano proprio a riavvicinarsi al paese e portano con sé, anche se un domani dovessero decidere di allontanarsi per motivi di lavoro, sempre nel cuore un pezzettino della propria storia, delle proprie radici. Certo, e poi queste conoscenze potrebbero essere anche utilizzate nella vita pratica. Sì. Sto pensando, se si volesse creare un gruppo per l'accoglienza dei turisti, o comunque anche in cucina, no? Sì. Si preparano dei piatti, è bello conoscere i piatti delle nonne, della tradizione. Lavoriamo anche poi su tutto il territorio di Catania, sempre con i ragazzi con disabilità, con vari progetti. La cooperativa, come dicevo, nasce principalmente per lavorare sull'autonomia delle persone con disabilità, e ci crediamo. Quest'anno abbiamo compiuto 10 anni, ci crediamo da 10 anni, e abbiamo, con le idee più disparate, voluto portare avanti questa iniziativa, anche quando alcune cose sembravano un poco strane. Abbiamo portato i primi ragazzi in viaggio, ricordo ad Atene, siamo partiti in 15, io ero ancora, facevo l'operatore, perché ancora la scissione presidente-operatore non c'era, e ricordo abbiamo portato questi ragazzi, per loro il primo viaggio lontano dalle famiglie, è stata un'esperienza bellissima ad Atene, come siamo stati in Spagna, abbiamo fatto dei tirocini di un mese a Barcellona in Spagna, dove per i ragazzi sono esperienze bellissime, per noi ci arricchiamo, perché capiamo che non sono solo ideali, ma sono attività concrete che basta pochissimo per far sì che si realizzino. Certo, sono dei sogni che poi si concretizzano, ma qual è invece la soddisfazione più grande? E poi, ultima domanda, come si fa se qualcuno si volesse avvicinare a voi, anche come volontario, o per darvi una mano, insomma, o per mettere a disposizione le proprie competenze, cosa deve fare? Allora, noi siamo attivissimi sui social, quindi da Facebook a Instagram, basta cercare Controvento Catania e ci siamo. Poi c'è il nostro sito, che è www.controventocatania.it, dove ci sono anche i recapiti telefonici o anche le email. Sarà facilissimo, sarà molto facile, siamo molto social. Siete molto social. Sì. È appunto un'esperienza, un ricordo particolare, qualcosa che hai piacere a ricordare, una soddisfazione grande? Le soddisfazioni sono tantissime. Quest'anno stiamo, tra virgolette, facendo il bilancio dei 10 anni di sacrifici, che noi molte volte scherzando diciamo il centenario, perché sembrano essere passati 100 anni, invece solo 10 anni. Per voi sono come 100 anni, 100 no? anni Perché chiaramente di impegno e dedizione. Non di facile realizzazione, ci vuole tanta passione, tanto crederci tanto. Per me il ricordo più bello è il primo contratto di lavoro che una ragazza ha firmato. Perché voi
Ecco, certo. Sì, certo. Post-Covid io ho sempre creduto all'inserimento lavorativo quando ancora, diciamo, non che non se ne parlava, ma era legato soltanto ad alcune categorie di ragazzi con disabilità, mentre per chi ha una disabilità intellettiva ancora si parlava poco di inserimento lavorativo, quindi reduce dai miei studi fuori a Roma, da esperienze fuori, ho detto no, se si realizza lì dobbiamo realizzarlo anche qui e quindi grazie ad aver seminato per un paio di anni, post-Covid, a un certo punto le aziende hanno iniziato a chiamare in maniera anche molto cospicua, per cui diciamo il mio primo ricordo è il ricordo di Flavia che firma questo contratto. Per me era una cosa diciamo allucinante. Oggi Flavia ha contratto a tempo indeterminato. Quindi bellissimo, quindi certo questa è una grande soddisfazione, sì. È come se foste un po' i genitori di questi ragazzi che seguite, che avete formato, e poi quando si raggiunge l'obiettivo che riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro e a firmare un contratto di lavoro è bellissimo. C'è una signora: sono la mamma di un ragazzo che da anni viene seguito a controvento, colgo l'occasione di ringraziare pubblicamente tutto quello che fanno gli operatori ogni giorno con passione e professionalità. Daniele, penso che nell'elenco delle soddisfazioni della tua attività e della vostra attività potete inserire anche i complimenti che state ricevendo durante questa nostra trasmissione. Io ti ringrazio. Grazie a te. Ringrazio tantissimo anche la regia che ci ha supportato fino a qui. Grazie ovviamente anche a voi che ci avete seguito. Alla prossima.